Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG di Prealpina.it. In apertura la cronaca. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Morazzone. Un motociclista di 53 anni è rimasto ferito gravemente ed è in prognosi riservata. Il servizio di Massimiliano Martini. Violento scontro fra un'auto e una moto questa mattina in via Libertà Morazzone. Ad avere la peggio è stato il motociclista, scaraventato dopo l'impatto contro il cancello di una villa assieme alla sua due ruote. Cancello che è stato quasi abbattuto dalla motocicletta di grossa cilindrata. L'uomo, 53 anni, adesso ricoverato in ospedale a Varese in gravi condizioni. La prognosi è riservata. L'incidente è successo alle 11. Secondo la prima ricostruzione, entrambi i veicoli coinvolti erano sulla corsia verso Gazzada. Il giovane alla guida di una Mercedes ha frenato per svoltare a sinistra ed entrare in una proprietà privata, ma alle sue spalle è arrivata la moto del 53enne che, a quanto pare in fase di sorpasso, è andata a sbattere contro la parte anteriore sinistra della macchina. Poi il volo contro il cancello. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, automedica e ambulanza del 118, con cui il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso del Circolo Varese in codice rosso. Fiamme e paura la scorsa notte a Malnate. I vigili del fuoco hanno soccorso e tratto in salvo una donna. I particolari nel servizio. Sono accorsi per un principio di incendio sul terrazzo di una casa di corte, ma alla fine hanno tratto in salvo una donna. Notte di paura quella tra ieri e oggi a Malnate. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire in via Como su segnalazione di alcuni residenti della zona per le fiamme divampate all'ingresso di un appartamento. Il rogo era partito dal materiale accatastato sul ballatoio del primo piano dell'abitazione. Una volta giunta sul posto, la squadra ha spento le fiamme. I vigili del fuoco hanno però poi notato che all'interno dell'appartamento c'era una donna sdraiata sul divano in stato confusionale. È stata subito raggiunta, tratta in salvo e affidata alle cure degli operatori sanitari. Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri. La pioggia dei giorni scorsi ha colpito anche il rione varesino di Avigno. Qui si è registrato uno smottamento lungo il percorso Noseda, il tracciato che collega via Oriani con il quartiere di Avigno. Una fetta di collina è letteralmente crollata lungo il corso del torrente Vellone, a pochi metri di distanza da un'abitazione che si trova in cima alla collinetta. I tecnici di un'azienda specializzata sono al lavoro per la messa in sicurezza del versante franoso. Le abbondanti e insistenti precipitazioni degli ultimi giorni hanno riempito d'acqua il Campo dei Fiori e si è riattivata una nuova sorgente. Ci racconta tutto Marco Croci. Le piogge abbondanti di questo periodo hanno letteralmente riempito d'acqua il Campo dei Fiori. Il sistema carsico della montagna è infatti saturo. Oltre al cosiddetto troppo pieno di luvinate, si è riattivata un'altra sorgente naturale. Si tratta dell'Antro della Calce, nella zona di Velate. L'Antro della Calce, spiega Antonio Premazzi, vicepresidente della Federazione Speleologica Lombarda, si apre alla sinistra idrografica del torrente Vellone a pochissimi metri dal suo corso. La grotta si sviluppa per oltre 1 chilometro, sfiorando la profondità di 100 metri, attraverso gallerie ingombre, quando non completamente intasate, di fango e di detriti. Ebbene, in casi assolutamente eccezionali come sta avvenendo ora, quando il sistema carsico di Campo dei Fiori è saturo d'acqua, il livello delle acque all'interno dell'antro sale fino a raggiungere l'ingresso, trasformando la grotta in una sorgente di troppo pieno. Una sorta di valvola di sfogo, dunque, che consente alla montagna di espellere l'enorme quantità d'acqua che si è accumulata al suo interno. Gli ucraini di Varese in pellegrinaggio al Sacro Monte per la pace. È accaduto oggi. Ascoltiamo le parole di padre Volodymyr Masterman, cappellano degli ucraini nel Varesotto. Ci siamo radunati oggi nel giorno del compleanno di San Giovanni Paolo II per pregare per la nostra patria e per la pace in mondo, perché ne abbiamo tanto bisogno. Ci siamo scesi praticamente in campo di battaglia spirituale, perché questa guerra, innanzitutto una guerra, che è stata organizzata dal nemico che è da smascherare, che è dal nemico che fin dall'inizio dell'umanità cerca di uccidere, di ammazzare e di distruggere. E noi siamo convinti che senza la preghiera non riusciamo a combattere questo male e non riusciamo a ricevere la pace duratura e che reggerà nel tempo. Politica, la corsa verso le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. A Verbania scendono in campo le VIP della TV e dei social, il servizio di Maria Elisa Guelandris. Ci
Ci sono anche due volti noti a livello nazionale nel mondo dei social e della TV tra i candidati per il Consiglio Comunale di Verbagna. Patrizia Griffini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello, nota come la Pettinose, si propone nella lista Leali con Verbagna, a sostegno dell'aspirante sindaco Giandomenico Albertella. Griffini è da anni nel mondo delle celebrities, ex stylist e oggi PR, tra le più care amiche di Belen Rodriguez, di cui è stata testimone di nozze. Insieme hanno trascorso la Pasquetta 2024 a Intra. Albertella è sostenuto da due liste civiche. Ho deciso di candidarmi per la mia città, ispirata dal ricordo ancora vivo di com'era Verbagna negli anni della mia gioventù, spiega. Non riconosco più il nostro territorio, non esistono più luoghi di svago per i giovani e per i meno giovani. Sul fronte opposto Martina Ragozza conta 262.000 follower su Instagram ed è attrice per i seguitissimi I Pantellas. Corre con la lista Verbagna Civica Volt per il candidato del centro-sinistra Riccardo Brezza, vincitore delle primarie del PD. L'impegno per Verbagna, dice, nasce dall'amore per il territorio e dall'esperienza che ho maturato al di fuori della provincia. È qui che ho conosciuto Jacopo dei Pantellas. Mi sono laureata all'Università Statale di Milano nel Dipartimento di Scienze Politiche e Economiche. Ho frequentato anche dei corsi alla Bocconi. Un periodo negli Stati Uniti mi ha mostrato i frutti delle alleanze generazionali. Quando una città perde un cervello, è un'occasione mancata per lo sviluppo e la crescita economica. L'attesa per i passaporti è destinata a diminuire. Dal prossimo mese di luglio il documento potrà essere ritirato anche in posta. I particolari nel servizio di Fabio Pellaco. Arriva un freno alle lunghe attese per rinnovare il passaporto. Da luglio gli italiani potranno richiederlo e ritirarlo in tutti gli uffici postali del paese. Lo ha annunciato il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro col ministro dell'Interno Piantedosi e le associazioni del turismo organizzato. L'iniziativa, partita a marzo, ha coinvolto inizialmente i soli comuni con meno di 15.000 abitanti nell'ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La novità arriverà a partire da luglio, quando saranno abilitati senza distinzione tutti gli uffici postali presenti sul territorio italiano. Tutto ciò permetterà ai cittadini di risparmiare tempo e alleggerirà anche il lavoro di commissariati e questure. I dati infatti sono in aumento. Nel 2004, fanno sapere dal Viminale, saranno rilasciati quasi 3 milioni e mezzo di passaporti rispetto ai 2 milioni e 700.000 dell'anno precedente. Una bella storia che arriva da Olgiate Olona, dove 20 gattini sono stati salvati. A raccontarcela è Stefano Di Maria. 20 gattini salvati da morte sicura a Olgiate Olona. È stata una gara di salvataggio in piena regola, quella messa in atto nei giorni scorsi da un esercito di volontari, dopo che sono state trovate 2 cucciolate di una ventina di mici lungo la via Busto Fagnano. A figliare sono state 2 gatte di colonie feline della zona, che adesso sono state sterilizzate. I gattini sono stati allattati a cura di una vigilessa e delle volontarie dottoresse del centro veterinario della valle. Hanno anche trovato loro delle famiglie adottive. L'appello della polizia locale è di segnalare sempre le colonie feline, perché attraverso l'ufficio tutela animali si possono salvare grazie a un'attività di monitoraggio e cure costanti. Si è sposato questa mattina a Oggiona con Santo Stefano Alessandro Casarin, storico giornalista varesino della RAI e attuale direttore del TGR. Un matrimonio con ospiti d'eccezione e con risvolti di beneficenza. Vediamo il servizio con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Alessandro Casarin, 66 anni a settembre, di cui 36 trascorsi in RAI, attuale direttore della TGR, si è sposato questa mattina con Mary Vigolo, sua compagna da 16 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Maria Annunciata di Oggiona con Santo Stefano, dove la coppia risiede. Fra i presenti l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, il direttore del TG3, Mario Orfeo, oltre all'ex direttore di Rai 3, TG3 e Rai News 24, Antonio Di Bella. Ha portato il suo saluto anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha inviato un messaggio di congratulazioni. Gli sposi hanno devoluto in beneficenza l'intera lista nozze. E ora uno sguardo ai contenuti della Prealpina, domani in edicola e in edizione digitale. La parola al collega Massimo Rovati.
Grazie Luigi, giornale ricco di notizie domani in edicola e in edizione digitale. Daremo spazio alle conseguenze del maltempo dei giorni scorsi. Una voragine si è aperta nel quartiere varesino di Avigno, mentre il lago resta molto alto. Strade pericolose e incidenti a Busto Arsizio, la preoccupazione dei cittadini. Ci occuperemo anche del grande parcheggio dell'ex centro commerciale Il Fare di Gallarate. Il comune lo farà valutare per venderlo a privati. Per la cultura spazio ai mini tour dei finalisti del premio Strega, oggi erano a Verbania, domani saranno a Gallarate. Infine lo sport, riflettori sul calcio con la finale playoff della Varesina ad Esenzano e sul canottaggio con le qualificazioni olimpiche di Lucerna che vedono in acqua con i colori azzurri 5 varesini. Questo e molto altro sulla prealpina di domani. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.